Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Allora, la nostra missione in ogni indagine che conduciamo è prendere una pila infinita di fonti storiche, documenti, ricerche e appunti e distillare l'essenza di una questione complessa. Renderla, insomma, chiara, accessibile e magari anche un po' divertente per chi ci ascolta. Esatto. E oggi abbiamo davanti a noi una mole di documenti storici davvero affascinanti. Si concentrano su un'opera storiografica fondamentale, intitolata Alle radici del 1282. Che è basata sul lavoro monumentale dello storico dell'Ottocento Michele Amari, giusto? Proprio così. L'obiettivo di questa nostra chiacchierata è decodificare uno degli eventi più celebri e, diciamo la verità, più romanzati di tutto il Medioevo, il Vespro siciliano. E vogliamo farlo come se dovessimo spiegarlo a uno studente liceale. Mi piace moltissimo questo approccio. Cioè, spogliando la storia di tutti i miti, le leggende da romanzo che le sono state cucite addosso nei secoli, per capire come e perché le cose sono andate realmente in quel modo. È un lavoro di decostruzione assolutamente necessario, credimi, perché la narrativa tradizionale, sai, quella che si trova spesso nei vecchi manuali scolastici, ha sempre dipinto il Vespro siciliano come una gigantesca cospirazione internazionale. La classica teoria del complotto. Esattamente. Ci si immagina sempre stanze buie, lettere cifrate, scambiate in gran segreto tra il re d'Aragona, l'imperatore bizantino, il papa. Tutti seduti attorno a un tavolo a tramare. Sì, con una mente geniale nell'ombra, un certo Giovanni di Procida, che muove tutti i fili di una ribellione perfetta. Insomma, la classica trama di un thriller politico moderno. Che da un lato devo dire che è una prospettiva molto rassicurante. Cioè, attribuire un evento così violento e trasformativo a un piano calcolato a tavolino da un gruppetto di potenti rende la storia molto più ordinata, quasi addomesticata, no? Certo, dall'illusione del controllo, ma leggendo i documenti originali portati alla luce da Amari, la realtà che emerge è completamente diversa. E, a mio avviso, molto più potente. Guarda, leggendo le fonti, a me non è sembrato per niente un intrigo di spie. A me ha ricordato molto di più un'occupazione studentisca spontanea. Ah, un paragone decisamente inaspettato. In che senso, scusa? Allora, pensiamo alla dinamica di un'occupazione scolastica, no? Quando eravamo al liceo. Non c'è quasi mai un piano scritto mesi prima con tanto di firme, timbri e autorizzazioni. No, infatti, di solito succede e basta. Esatto. Ma la tensione nei corridoi è talmente alta, il malcontento per le regole imposte dalla scuola è così radicalmente condiviso da tutti gli studenti che basta un singolo sguardo d'intesa, o magari una scintilla banale in cortile, un professore che sgrida qualcuno ingiustamente. E a quel punto scoppia il caos. Esatto, affinché tutta la scuola decida all'unisono che è il momento di bloccare le lezioni e ribellarsi. Nessun burattinaio esterno, solo un'esplosione sociale del tutto organica. Sai che l'immagine calza perfettamente con le scoperte di Amari? Il suo grande merito storiografico è proprio questo: aver restituito la rivoluzione al popolo, smettendo di trattarla come una banale manovra di palazzo. Però immagino che per arrivare a un'esplosione del genere in quel famoso martedì di Pasqua del 1282 ci debba essere un contesto bello pesante. Non possiamo limitarci a fissare la scintilla. Dobbiamo capire come è stata costruita la polveriera. E per farlo le nostre fonti ci impongono di fare un salto indietro. Dobbiamo andare indietro di decenni per analizzare la struttura stessa di quella società, cioè chi deteneva veramente il potere in Sicilia nel 200. Ottima domanda. Di solito, quando si pensa al sistema feudale europeo, l'immagine che abbiamo tutti in mente è quella di una piramide di pietra, rigidissima. Il re sta sulla punta, sotto ci sono i grandi baroni che fanno il bello e il cattivo a tempo e alla base c'è un'enorme massa di contadini disperati. Privi di qualsiasi diritto e legati alla terra. Sì, questo è il modello classico, diffusissimo in gran parte della Francia e del nord Europa. Ma i documenti ci rivelano una cosa sorprendente. La Sicilia aveva sviluppato un ecosistema sociale profondamente diverso. Che i cronisti del tempo definivano più civile e giusto. Esatto. Il potere dei baroni sull'isola non era assoluto. Trovava un ostacolo concreto, quotidiano, in un istituto giuridico ed economico ben preciso: le proprietà allodiali. Ok, fermiamoci un secondo su questo concetto tecnico, perché mi sembra il vero motore di tutto. Proprietà allodiale.
che cosa significa esattamente nella pratica quotidiana di un cittadino del 200? Allora, nel feudalesimo classico devi sapere che la terra non si possedeva mai veramente. Apparteneva tutta al sovrano, che la concedeva in uso a un barone, il quale a sua volta la faceva lavorare ai contadini. Praticamente tutto si basava su uno scambio. Ti do l'uso della terra in cambio di tasse e fedeltà militare. Esatto, era un prestito vincolato. La proprietà alludiale, al contrario, era una terra posseduta in piena e totale proprietà, da un individuo. Chi deteneva un allodio non aveva alcun vincolo di vassallaggio nei confronti del signore locale. Quindi non doveva combattere per lui o pagargli tributi strani. No, nulla di tutto ciò. Era padrone a casa sua, a tutti gli effetti. Proviamo a tradurlo con un'analogia moderna per chi ci ascolta, così lo rendiamo ancora più tangibile per i famosi liceali di cui parlavamo prima. Vai, sentiamo. Immaginiamo il sistema feudale classico come un mercato immobiliare in cui tutti, ma proprio tutti, sono in affitto. E i baroni sono dei padroni di casa dispotici. Se tu sei in affitto, il padrone può minacciare di sfrattarti se non ubbidisci alle sue regole, anche quelle più assurde. Sei sotto perenne ricatto. Il che ovviamente genera una sottomissione psicologica enorme prima ancora che economica. Esattamente. Ma chi possiede una proprietà allodiale è come una persona che ha comprato casa e ha pure finito di pagare il mutuo. Ha i muri di proprietà. Questo dettaglio cambia interamente la psicologia di un individuo. Ti dà una sicurezza impressionante. Ti dà la sicurezza materiale per poter guardare in faccia il bullo del quartiere, che in questo caso è il barone, e dirgli semplicemente di no. Ti permette di resistere alle angherie senza il terrore di finire per strada il giorno dopo. E questo meccanismo di indipendenza economica ha fatto fiorire un'intera classe sociale che i documenti latini chiamano cives liberos, i cittadini liberi. E attenzione, non parliamo di nobili. Parliamo di persone comuni, no? Artigiani, mercanti. Sì, artigiani, piccoli proprietari terrieri, che costituivano una vera e propria classe media medievale, una società civile, consapevole dei propri diritti, abituata a difendere il frutto del proprio lavoro e soprattutto a organizzarsi. Non erano sudditi pronti ad abbassare la testa. Certo. Ora, governare una popolazione con una mentalità simile, fiera e consapevole, deve essere stata un'impresa estremamente complessa per qualsiasi sovrano. Richiedeva, immagino, un bilanciamento continuo. Assolutamente. E le nostre fonti ci mostrano come questo delicato equilibrio sia stato messo a dura prova da una delle figure storiche più affascinanti e contraddittorie di sempre, l'imperatore Federico II di Svevia. Federico II. Un nome che non passa inosservato. Federico rappresenta il culmine della tensione amministrativa, prima del collasso. Da una parte è passato alla storia come lo stupor mundi, la meraviglia del mondo, un sovrano coltissimo, promotore delle arti, ma soprattutto un legislatore formidabile. È quello che ha scritto le Costituzioni di Melfi, giusto? Esatto, nel 1231, un codice di leggi modernissimo per l'epoca. Il suo scopo principale era smantellare i privilegi arbitrari dei baroni e accentrare la giustizia. In pratica, nessuno poteva più farsi giustizia da sé. Tutti dovevano rispondere ai tribunali reggi. Una bella botta per i signorotti locali. E mi sembra di ricordare dalle fonti che fece anche una mossa politica senza precedenti. Sì, arrivò a convocare i sindaci delle città all'interno dei parlamenti generali, una cosa inaudita per il 200. Quindi ha dato una voce politica formale a quei cittadini liberi, i cives liberos. Da come la descrivi sembra un sovrano super illuminato, quasi un precursore dello Stato moderno. E in un certo senso lo era. Ma i documenti analizzati da Amari ci mostrano subito l'altra faccia della medaglia. Tutta questa modernizzazione statale aveva un costo esorbitante. Immagino. E i soldi da qualche parte dovevano pur uscire. Un costo che doveva finanziare non solo l'amministrazione, ma soprattutto l'infinita guerra geopolitica che Federico combatteva in giro per l'Europa. Contro il papato, contro i comuni del nord Italia. Il suo impero era una macchina bellica perennemente affamata di risorse. Leggendo questi passaggi, la figura di Federico II mi ha ricordato moltissimo quei fondatori di start-up visionari, sai, quelli di cui si legge oggi sui giornali. In che senso, scusa? Una start-up medievale? Ascolta. Quelli che da un lato costruiscono un'azienda con infrastrutture all'avanguardia, uffici bellissimi e grandi dichiarazioni di principi rivoluzionari. Ok, ci sono. E dall'altro lato?
Dall'altro lato, per finanziare una guerra commerciale personale e totalmente ossessiva contro un'azienda rivale, magari guidata dal Papa in questo caso, spremono i propri dipendenti fino al collasso. Tagliano gli stipendi, annullano i bonus, esigono turni massacranti e usano l'azienda come un bancomat personale per le loro ossessioni. Ah, chiarissimo. Un'analogia che cattura perfettamente la schizofrenia di quel regno. La macchina statale creata da Federico funzionava così bene che si trasformò in uno strumento di oppressione fiscale spietato. Amari descrive questo processo con una frase molto tecnica ma molto evocativa. Sentiamo. Scrive che Federico arrivò a tender fortissimo i nervi del Principato. Ha tirato l'arco della sopportazione pubblica ben oltre il limite di sicurezza. E la fisica di base ci insegna che se prendi un arco e continui a tendere la corda all'infinito, non è che la freccia andrà più veloce. A un certo punto il legno semplicemente si spezza e ti esplode in faccia. Esatto. Finché Federico era in vita, col suo carisma immenso e il pugno di ferro, riuscì a tenere quell'arco teso senza farlo scoccare. Ma quando morì, nel 1250, quella tensione insopportabile venne rilasciata tutta di un colpo. Creando un vuoto di potere enorme, immagino. E il rigore estremo a cui la popolazione era stata sottoposta per decenni generò una reazione violentissima, un'urgenza incontenibile di autogoverno. Questo, attenzione, ci porta a un capitolo della storia siciliana che ha dell'incredibile. Una roba che le fonti di Amari sottolineano con forza, ma che viene regolarmente ignorata o saltata a pie pari nei programmi scolastici. Verissimo. La famosa prova generale della rivoluzione. Esatto. La brama di libertà non ha aspettato il 1282 per esplodere. C'è stata una vera e propria prova generale ben 28 anni prima. Tra il 1254 e il 1256 alcune città siciliane si dichiarano letteralmente repubbliche. Un evento che da solo cambia la prospettiva su tutta la storia dell'isola. Dopo la morte di Federico, in questo caos politico, un funzionario locale, il viceré Pietro Ruffo, decide di forzare la mano e prendere il controllo totale, e fa una mossa azzardata. Inizia a battere moneta propria, se non sbaglio, il simbolo assoluto dell'indipendenza. Proprio così, un vero e proprio affronto alla sovranità. Ma la reazione dei siciliani è sorprendente. Non cercano un altro re da mettere sul trono per sostituirlo. Insorgono al grido di comune. Guardando all'esperienza dei liberi comuni del nord Italia, immagino. Esattamente. A Messina la popolazione caccia letteralmente il viceré e nomina un cittadino, un certo Leonardo Aldighieri, come capitan del popolo. Arrivano persino a creare una confederazione di città e castelli appoggiandosi a un vicario del Papa. Ok, qui però devo fare l'avvocato del diavolo e sollevare un dubbio molto concreto, mettendomi nei panni di chi ci ascolta. Certo, dimmi pure. Stiamo parlando di fornai, artigiani, mercanti del 1250. Come diamine faceva questa gente, da un giorno all'altro, a sapere come si redige uno statuto repubblicano? Cioè, non è che ci si improvvisa statisti. Giusta osservazione. Come facevano a organizzare le milizie, gestire il grano, amministrare la giustizia, senza un sovrano o un barone a dirgli cosa fare? Le competenze politiche non si materializzano mica dal nulla. La tua obiezione centra in pieno il cuore della ricerca storiografica moderna e la risposta, supportata dai documenti, è che non partivano affatto da zero. Il software per l'autogoverno, per usare un termine moderno, era già installato e funzionante. Spiegami meglio. Tramite i cives liberos. Esatto. Quella classe media di cui parlavamo prima era già organizzata in corporazioni di arti e mestieri, in gilde mercantili, in assemblee di quartiere. Queste microistituzioni gestivano già la vita economica locale, dirimevano le controversie, organizzavano fondi di mutuo soccorso. Ah, quindi avevano già una pratica quotidiana di politica e mediazione. Proprio così. Praticavano già il viver civile su piccola scala. Quindi, quando l'autorità centrale monarchica collassa, loro non fanno altro che prendere le strutture organizzative che usavano per gestire le corporazioni del cuoio o della seta e scalarle a livello cittadino. Praticamente in modo organico. L'infrastruttura era lì, latente. Sì, ed è per questo che le fazioni aristocratiche e i cronisti conservatori dell'epoca, come Bartolomeo di Neocastro, derisero questo esperimento chiamandolo sprezzatamente la Repubblica di Vanità. Pensavano fosse un capriccio temporaneo di bottega illusi. Esatto, e in effetti l'esperimento fallisce dopo un paio d'anni a causa di pressioni esterne, ma dimostra una cosa fondamentale.
La società siciliana aveva la maturità intellettuale e pratica per fare a meno dei re. Erano pronti. Erano pronti, eppure questa maturità viene brutalmente interrotta di lì a poco. La prova generale finisce, e non per un ritorno pacifico al vecchio status quo, ma per l'arrivo di una forza percepita come aliena, totalmente estranea. E qui entriamo nella fase acuta, quella che porterà dritti al punto di rottura del Vespro, l'arrivo dei francesi. Nel 1266 il panorama geopolitico europeo cambia radicalmente, no? Sì, Dopo la battaglia di Benevento, che segna la fine definitiva della dinastia sveva in Italia, il Papa decide di riassegnare la corona di Sicilia e la dà a un suo potente alleato, Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia. e leggendo le carte di Amari emerge chiaramente come questo passaggio di potere venga vissuto dalla popolazione. Non è un semplice aggiornamento dello stemma sulle bandiere cittadine. No, affatto. Viene vissuta come un'occupazione militare spietata. Io l'ho vista descritta, per tornare alle metafore aziendali, come una brutale acquisizione ostile. Quando una multinazionale straniera compra un'azienda locale, la prima cosa che fa è licenziare i vecchi manager e piazzare i propri dirigenti. È esattamente ciò che fa Carlo d'Angiò. Sostituisce tutta la classe dirigente e amministrativa siciliana, comprese le alte gerarchie ecclesiastiche, con funzionari arrivati direttamente dalla Francia o dalla Provenza. Che per la popolazione locale deve essere stato uno shock enorme. Ma l'acquisizione ostile non si ferma ai vertici. L'azienda Sicilia viene letteralmente spolpata. I documenti parlano di queste famose collette. Vogliamo spiegare come funzionava questo meccanismo fiscale? Allora, le collette in origine erano tasse straordinarie che i sovrani chiedevano solo in casi di estrema emergenza, che ne so, per respingere un'invasione imminente. Carlo d'Angiò invece trasforma questa eccezione nella regola. Le fa diventare una tassa fissa, insomma. Peggio! Inizia a esigere collette continue, pesantissime, prelevando ricchezza da tutti. E la rabbia vera derivava dallo scopo di queste tasse. I soldi non venivano mica usati per costruire ponti, strade o difendere l'isola. No, venivano usati per finanziare i sogni di gloria militare dei francesi in Oriente, giusto? Esatto, Carlo d'Angiò voleva conquistare Costantinopoli. Un'impresa costosissima. Quindi è come se la nuova dirigenza dell'azienda tagliasse gli stipendi e i fondi pensione dei dipendenti locali unicamente per comprare yacht e ville ai dirigenti francesi dall'altra parte del mondo. Un drenaggio di ricchezza assurdo. Un drenaggio che impoverì drasticamente l'isola. E a questo dramma economico si aggiunge un sopruso politico forse ancora più profondo. L'azzeramento delle franchigie. Le famose franchigie. Spieghiamole bene a chi ci ascolta. Durante l'epoca normanna e sveva, le città siciliane avevano faticosamente negoziato e ottenuto dei contratti scritti. Le franchigie, appunto. Erano garanzie legali, esenzioni doganali, diritti di farsi giudicare da tribunali locali e non forestieri. Erano le difese istituzionali che garantivano quel famoso viver libero di cui parlavamo prima. Esatto. E Carlo d'Angiò cosa fa? Le considera carta straccia. Sostituisce il diritto negoziale con la pura forza militare. Tant'è che le fonti dell'epoca usano parole di piombo per descrivere i nuovi padroni. Parlano di acera signoria e descrivono l'esercito angioino non come una forza di polizia, ma come una masnada di ladroni. Ed è qui che si capisce il vero motivo della ribellione. Non c'era solo un problema economico, c'era un problema di dignità calpestata. Si innescò un'incompatibilità culturale totale. Una questione identitaria, insomma. Citamente dell'antagonismo della nazione latina locale contro l'arroganza dei conquistatori. I siciliani si sentivano un popolo con una storia, una cultura raffinate e all'improvviso si ritrovavano trattati come una colonia da sfruttare. Da funzionari che magari non parlavano nemmeno la loro lingua e disprezzavano le loro usanze. Perfetto. La disperazione economica si saldò all'umiliazione identitaria. Ed eccoci arrivati alla polveriera innescata. Arriviamo finalmente alla famosa scintilla. Il 30 marzo 1282. È il lunedì dell'Angelo, Pasquetta in pratica. Palermo è in festa, la popolazione riunita fuori dalla chiesa del Santo Spirito, in attesa della funzione serale. Un normalissimo momento di socialità. Esatto. Ed è qui che l'arroganza del potere occupante fa il passo falso, quello fatale. Cosa succede esattamente? I dettagli tramandati ci raccontano di un sergente francese, un certo Drouet. Con il pretesto di cercare armi nascoste tra la folla, inizia a perquisire i presenti. A un certo punto si avvicina una giovane nobildonna siciliana accompagnata dal marito
e la palpeggia in modo palesemente irrispettoso. L'insulto finale, la goccia che fa traboccare il vaso. Il marito reagisce ovviamente, grida allo scandalo, difende la moglie e Drouet viene aggredito e ucciso. E in quell'esatto momento la tensione accumulata per 16 lunghi anni di collette storte, franchigie strappate, arroganza e abusi semplicemente esplode. Dalla piazza si alza un grido: «Morte ai francesi!» E la rivolta si espande a macchia d'olio per le strade di Palermo, in modo incontrollabile. E proprio in quegli attimi di puro caos, le campane delle chiese della città iniziano a suonare a distesa. Per chiamare i fedeli alla preghiera serale. Esatto, il suono del vespro. Le campane dovevano solo segnare l'ora della liturgia, ma diventarono il megafono della ribellione. Il segnale involontario che chiamava l'intera popolazione alle armi. Nel giro di poche ore e poi di pochi giorni in tutta l'isola, la caccia all'esercito angioino fu totale. Una sollevazione di popolo assoluta. Il che ci riporta a bomba al grande mito di cui parlavamo all'inizio. Per secoli gli storici hanno guardato a questa ribellione perfetta e hanno detto: «Ma dai, è impossibile». Impossibile che dei cittadini comuni abbiano coordinato una roba del genere da soli. Certo, non possono essere partiti da un litigio davanti a una chiesa. E così hanno introdotto la figura di Giovanni di Procida, immaginando che avesse orchestrato lui l'insulto alla donna e il suono delle campane, accordandosi segretamente col re Pietro d'Aragona. Una teoria del complotto in piena regola, che sminuiva la capacità della società civile di autodeterminarsi. Ed è qui che il rigore di Michele Amari distrugge la leggenda una volta per tutte. Spieghiamo come ci riesce, perché il metodo storiografico usato è affascinante. Amari non si accontenta di leggere le cronache romanzate del tempo, vero? No, prende, fa i bagagli e si trasferisce a Parigi. Entra negli archivi nazionali francesi e passa al setaccio più di 100 documenti inediti. Si focalizza sui dispacci e sulle lettere private scambiate tra Carlo d'Angiò e suo nipote, il re di Francia Filippo l'Ardito. Ora, mettendoci nei panni di Carlo, se io sono un re che ha appena perso un regno a causa di un mega complotto internazionale, la prima cosa che faccio scrivendo un alleato è lamentarmi della cospirazione. Sospettavo di Pietro d'Aragona, non ho fatto in tempo a fermarlo. Un ragionamento logico. E invece cosa trova Amari in quelle lettere private? Trova lo sconcerto più totale. Nessuna menzione di complotti, nessuna allerta preventiva dalle sue spie, nessun sospetto su Giovanni di Procida come grande burattinaio. Quindi Carlo è caduto dal pero, in pratica. Letteralmente. La rivolta lo aveva colto completamente di sorpresa, come un terremoto o un disastro naturale. Il re è furioso ma spaesato. E Amari capisce che i documenti privati dei potenti in questi frangenti non mentono. È la prova tombale che non c'era nessun piano a tavolino, c'era solo un popolo esasperato. Amari descrive il moto del Vespro con aggettivi inequivocabili. Lo chiama repentino, uniforme, irresistibile. E usa un'espressione bellissima. Dice che fu un movimento deciso e fatto al girar d'uno sguardo. La gente si è guardata negli occhi e, avendo condiviso lo stesso identico trauma, ha capito che era il momento. Ed è per questo che la conclusione di Amari è un vero manifesto politico. La rivoluzione appartiene al popolo, non ai potenti. Il Vespro diventa la dimostrazione di come le forze sociali organiche possano abbattere un dominio oppressivo. E attenzione, i siciliani non si limitarono a cacciare i francesi a bastonate. Sfruttarono quel vuoto di potere immediato per restaurare le loro difese legali. Ed è questa la vera grande eredità del 1282. Non si sono ribellati solo per smettere di pagare le tasse. Quando, poco dopo, furono costretti a chiamare in soccorso Pietro d'Aragona per difendersi dal contrattacco francese, non si consegnarono a lui come sudditi passivi. No. Imposero al nuovo sovrano la firma di uno statuto politico molto preciso. Ripristinarono tutte quelle famose franchigie che Carlo aveva cancellato. Misero nero su bianco i limiti del potere regio. Garantendo i parlamenti locali e le autonomie cittadine. Praticamente hanno forgiato un'armatura istituzionale di altissimo livello per proteggersi. Un meccanismo di difesa che permise alla Sicilia di preservare la propria identità e le proprie libertà per i secoli a venire, impedendo ai futuri re di agire come sovrani assoluti. Hanno costruito la base del viver libero, una corazza perfetta nata per proteggere la società da un trauma profondissimo, ma
Ed è con questa riflessione finale che vorrei lasciare chi ci ascolta oggi. È proprio guardando a questa corazza che sorge una domanda inquietante. Ovvero? Abbiamo visto quanto ingegno e sangue siano costate queste franchigie inattaccabili, create per limitare i re e difendere lo status quo locale. Ma cosa succede ai meccanismi di difesa quando attraversano i secoli? È una dinamica che si vede nella psicologia umana, ma anche nella storia delle istituzioni. Un guscio rigido che ti salva la vita, dici? Esatto. Un guscio che ti salva la vita durante un attacco, se non viene mai rimosso o aggiornato, col passare del tempo si trasforma in una prigione. È possibile che quello stesso statuto formidabile che salvò l'isola nel 200 si sia poi fossilizzato nelle epoche successive, È un'ipotesi storiografica molto potente. magari rallentando l'evoluzione dello Stato, cristallizzando i privilegi di pochi e trasformandosi da strumento di libertà in un peso opprimente per le generazioni dei secoli successivi. È affascinante pensare a come il capolavoro politico che ci salva la vita oggi possa diventare il limite strutturale che ci frenerà domani. Decisamente uno spunto su cui vale la pena continuare a indagare. Assolutamente sì. Grazie per averci guidato in questa ricostruzione formidabile e grazie a chi ci ha seguito fin qui. Ci sentiamo al prossimo approfondimento.